Stiamo parlando del 1958. Io l'ho conosciuto perché lui era principiante proprio, ragazzino, e cantava in una piedigrotta del maestro Campola. La vedetta di quello spettacolo era Giacomo Rondinella e poi c'erano altri artisti importanti pure, e lui cantava per primo, era il primo numero, e io dirigevo l'orchestra. È stato sempre per bene, sempre educato, sempre cose. Questa è stata la mia prima esperienza con Mario Trevi. Carino, educato, sempre accompagnato dal padre. Il fatto dell'inizio me lo ricordo benissimo perché era la prima volta che io dirigevo un'orchestra, diciamo in uno spettacolo, e quindi avevo 24 anni, quindi ero anche io ragazzino, insomma, giovanotto, più che ragazzino. Poi lui praticamente mano a mano ha incominciato a fare l'escalation in questa attività, e poi praticamente c'è stato un incontro alla Zeus importante, ma è più che importante per lui, perché per una serie di cose che adesso ti spiegherò. Praticamente Barrucci, che era il padrone della Zeus, fece un contratto a Mario e stabilirono anche i pezzi che avrebbe dovuto cantare e quindi incidere, e io avrei dovuto fare gli arrangiamenti e i dischi. Allora un signore che veniva giù alla Zeus sempre accompagnato da uno stuolo di figli, portò questo un testo, ma era un giornale, non era un testo di una canzone, era una cosa. Per cui il signor Barrucci, che stava presente, vide questo e dice: no, ma non è cosa per il maestro, perché il maestro fa le cose più pulite, perché si trattava, avendo precedentemente ucciso un carabiniere, questo qui aveva fatto un test su questa disgrazia, questa cosa antipatica. Allora io, appunto sul vivo, presi questo testo, me lo misi in tasca e dissi: domani vi faccio sentire la canzone. Allora, l'indomani io veramente portai questa musica. E per la verità, perché devo dire che Mario ha sempre avuto l'orecchio giusto per diciamo decidere i pezzi, perché lui appena ascoltò questa eccetera eccetera, appena sentì questa cosa dice: no, io canto questa, lottando contro il discografico, perché il discografico a un certo punto dice: allora che facciamo? Un maestro rimane portato la canzone più bella, cambiamo un'altra volta. E lui: io non credo che me ne portano altri rimane, disse lui, io faccio questo. Litigarono addirittura, intervenne Spagnolo, che era il suocero di allora di Mario. Insomma, si misero d'accordo e finalmente incidemmo questo pezzo. Non faceva neppure in tempo a inciderlo che diventò un successo.
E dicevo a Mario pochi giorni fa, l'unico che non ha visto soldi da questo pezzo sono stato io, che Mario diciamo da 100.000 che prendeva arrivò subito a 800, 900, 1 milione di lire, subito. Fecero la sceneggiata e fu un grosso successo. L'unico a non prendere soldi in tutto questo fui io. Ed è stato l'ultimo incontro, diciamo, musicale. E Mario in un festival di Napoli cantava un paio di canzoni che hanno avuto grosso successo, mi pare di Mazzocco, se non vado errato. Insomma, sono state canzoni che hanno avuto un bel successo veramente. Tanto che poi Sergio Bruni le ha incise queste canzoni. Tieni presente che quella è l'epoca dove imperava Sergio Bruni innanzitutto, che è stato uno dei più grossi cantanti e artisti, diciamo, della musica napoletana. Io ritengo addirittura che sia stato il migliore in assoluto di tutti i tempi. E io ero il pianista anche di Sergio Bruni. Imperavano Aurelio Fier, Nunzio Gallo, cioè voglio dire questi nomi eclatanti, Giacomo Rondinelli, lo stesso Mario Abate, insomma, voglio dire che c'erano artisti già affermatissimi, non affermati, e quindi era difficoltoso arrivare a un successino, non dico a un successo, in mezzo a questi colossi, diciamo. E lui, per la verità, si è fatto strada senza badare a destra e a sinistra, si è buttato e ha avuto il successo che meritava, in definitiva, perché lui canta bene.